Cosa ci vorrebbe per rendere più sicuro il centro? Un miracolo. Guardi, non ho nient'altro da dire. Ho abitato più di 20 anni all'estero in Olanda, ho lavorato per tanti anni all'aeroporto di Amsterdam e Vicenza non è più la Vicenza di 30 anni fa. Non mi piace la sensazione di insicurezza che ho quando giro a Vicenza per la sera perché non c'è gente che circola, c'è poca gente, ecco, questo forse, la sensazione di vuoto, di desertificazione del centro. Sicuramente più controlli da parte delle forze dell'ordine e anche interventi reali, nel senso che il controllo con il vigile che si ferma e poi va via, come dire, non risolve, nel senso che bisognerebbe muoversi proprio per evitare che certe persone come dire, girino per il corso e aggrediscano e facciano tutto quello che stanno facendo. Quello che io temo di più è il non aver la possibilità di uscire in sicurezza, non dico alle 2 di notte, ma già alle 10. Ecco, a me fa molto paura questa cosa di poter essere aggredita in quell'orario. Per me, ma soprattutto per le ragazze più giovani. Ecco. Questione di educazione da parte delle famiglie nei confronti soprattutto di certi ragazzi, non solo stranieri, italiani di seconda generazione, non solo quelli, e poi anche un po' di rispetto. No, non è un problema di integrazione neanche secondo me, è un problema di tutti, indipendentemente dalla nazionalità. È chiaro che c'è un problema di integrazione su cui bisogna agire, secondo me. Prima di tutto ho visto stamattina i vigili in bicicletta e quella è già una bella cosa perché le camionette dell'esercito e quelle della polizia che vanno non servono a nulla come deterrente, ecco, perciò questa è una cosa. Poi spostano la droga, chiudono il campo marcia da una parte e questi vanno in corso Fogazzaro da quell'altra, lei capisce che qua non ci siamo. Ecco. La presenza delle forze dell'ordine è un tentativo di, tra virgolette, tamponare la situazione. Poi bisogna risolvere i problemi alla radice perché appunto è ovvio che poi nel discorso mediatico si legge che il tipo ha rubato e questo ha rubato, è straniero, questa cosa qua. Ma questa è una conseguenza. Dobbiamo dirci anche la verità, probabilmente c'è anche un grande problema di tossicodipendenza